Ora vi insegnerò Fragile di Sting. Allora, iniziamo da qui. Dodicesimo tasto. Prendiamo premiamo la quarta e la seconda, quindi poi tutti e due decimo e poi nono e ottavo. È una specie di bossa fa. Quindi questa è la frase. Poi seconda parte. Quindi è col basso questa volta la, non più mi, andate sull'ottavo, procede settimo e settimo, quindi come la, si, oddio chi non lo mette perché lo fa il basso, però se voi volete essere completi lo mettete, fate col basso si sul settimo tasto, il barre sul settimo tasto. La potete fare. Ok, settimo, quinto, due quarti, oppure se volete mettere anche il barré, quindi fate sentire il si, fate. Ad esempio il si qua, o il quarto. Sì, è un po' difficile, lo so, solo i pazzi fanno queste cose, io. Quindi è. Ok, settimo. Quindi lento. Questa è la prima parte. E non vi ho detto che questa è la prima parte. La seconda fa quel si, quindi. Seconda. Quindi la prima fa pa, 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 la seconda pa, pa, pa. Quindi, ricapitolando, quindi sono le due strofe. Il ritornello è la minore, no, no, si sente, mi minore, na, 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 na. Se volete fare l'arpeggio, la bossa, semplice, melodia col canto, pa, 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 basso, no, 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 sei, pa, 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 quindi è no, no, no.
abbastanza del mio, però più o meno è quello. Alla prossima.